come ho parlato già abbastanza, vado avanti, non vi do le cifre dei costi dell'alta velocità ad oggi. C'è un aumento di oltre il 500% rispetto ai contratti fatti nel 91. I cantieri dell'alta velocità vengono contrattualizzati nel 91 per le tratte Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, e per la trasversale da Torino a Venezia. Questi sono i contratti in essere tuttora per l'alta velocità, e la Genova-Milano. Complessivamente i contratti attivati nel 91, firmati, tuttora in essere, avevano un valore di 28.000 miliardi di vecchie lire, 14 miliardi di euro. Oggi conti, stime sulla base dei contratti e delle notizie date da FS, siamo già a 97 miliardi di euro, 190.000 miliardi di vecchie lire, ripeto, rispetto a un preventivo ai contratti firmati nel 91 di 28.000 miliardi di vecchie lire. Questo è il livello di affari che si è realizzato in questo paese, ma questi soldi li stiamo pagando tutti noi e li pagheremo tutti noi, e sono serviti ad arricchire solo alcune lobby di costruttori, i famosi immobiliaristi che non hanno più nemmeno un'impresa, nemmeno un lavoratore, che sono scatole vuote, a partire dalla prima grande impresa coinvolta in quasi tutti i cantieri dell'alta velocità, che è l'Impregilo. Impregilo 9 anni fa aveva 9.500 operai, oggi ha un fatturato che è 2,5 volte quello che aveva 9 anni fa, e sapete quanti sono gli operai diretti che ha Impregilo dai 9.500 di 9 anni fa? 342, dati di bilancio dello scorso anno. Imprese, scatole vuote, che hanno fatto affari enormi e non hanno garantito nessuna occupazione, o semmai l'hanno garantita strozzando il collo alle piccole e medie imprese, con un impatto sull'assetto imprenditoriale del nostro paese che sarà ancora tutto da valutare. Il problema è che questo modello TAV, che consente di estrarre risorse a tutti noi, di trasferirli in questa maniera truffaldina attraverso questa architettura contrattuale e finanziaria complessa, ma dal loro punto di vista molto semplice, è un modello che si sta estendendo in maniera enorme in tutte le attività anche degli enti locali, per una ragione molto semplice, che nel 2002, per favorire le cosiddette grandi opere e accelerare, innescare questi meccanismi con queste architetture finanziarie collocate all'interno di società di diritto privato con capitale tutto pubblico, si è modificata anche la definizione della concessione definita dalle direttive europee. Qui devo fare una parentesi tecnica, sperando di essere comprensibile. L'Unione Europea, per quanto riguarda i contratti pubblici, l'affidamento di lavori pubblici, definisce due tipi di contratti: il contratto di appalto di lavoro pubblico e il contratto di concessione di lavoro pubblico. Contratto di appalto è esattamente quello del codice civile che abbiamo visto. Io committente pago un prezzo e affido all'imprenditore, all'impresa, il lavoro o il servizio che mi deve fornire, e pago il 100% dell'attività. Il corrispettivo è un prezzo, quindi posso fare l'appalto se ho stanziato le risorse
se ce l'ho a disposizione, e pago l'impresa che fa il lavoro. La concessione dei lavori pubblici, dice l'Unione Europea, e inizialmente noi l'abbiamo recepita in questi termini fino al 2001, la concessione è un contratto analogo all'appalto di lavoro pubblico per realizzare un lavoro pubblico, a differenza che il corrispettivo non è un prezzo, ma è il trasferimento al soggetto economico, al soggetto privato, del diritto di gestire l'opera. Io devo fare lo stadio, non ho i soldi, trasferisco al privato il diritto di gestire, tira fuori i soldi, realizza lo stadio, e attraverso la gestione per 20-30 anni, la durata della concessione che io affido, magari attraverso gara, recupero l'investimento che ho fatto. Dopodiché l'Unione Europea nella definizione dice è interamente il diritto di gestire, cioè tu rischi al 100% e devi recuperare il 100% dell'investimento che fai, è interamente il diritto di gestire, eventualmente accompagnata da un prezzo. Cioè dice, se in 20-30 anni, un periodo ragionevole, tu non riesci a recuperare interamente l'investimento che fai, l'amministrazione pubblica può anche dare un prezzo, accompagna, quindi dare il 20-30% del costo. Nella vecchia legge Merloni fino al 2001 noi avevamo recepito esattamente questa definizione dell'Unione Europea, quantificando il prezzo che poteva accompagnare il diritto di gestire, e il limite era il 50%. Nella legge nazionale per i lavori pubblici veniva stabilito che il comune di Udine, piuttosto che la provincia di Udine o la regione Friuli Venezia Giulia, poteva affidare in concessione la realizzazione di un'opera, accompagnare il diritto di gestire pagando fino al massimo del 50% come prezzo a conclusione dei lavori. Il 50% comunque doveva essere recuperato attraverso la gestione. Nel 2002, per farla breve, questo limite è stato cancellato, per cui oggi si possono affidare in concessione opere pubbliche ai privati senza limite di prezzo, e cioè l'amministrazione pubblica può pagare il 100% del costo di quell'opera con meccanismi differenziati nel tempo. Debbo realizzare la sede unica del comune di Udine, l'affido al privato per 30 anni, la realizza e mi impegno a pagare un canone per 30 anni che paga totalmente. Quindi, e dal momento in cui è stata modificata la legge generale, questa norma è stata introdotta nelle norme generali, non nella legge obiettivo, che si applica solo alle cosiddette grandi opere. Avendo introdotto questa norma, gran parte delle concessioni dei cosiddetti project financing, quale la politica si riempie o della bocca, che sono la foglia di fico, quando non ci sono le risorse esce fuori il politico di turno, facciamo il project financing. Sono esattamente questi impegni finanziari scaricati sulle amministrazioni future e sulle generazioni future. Contratti di 30, 40, 50 anni, perché nel 2002 è stato cancellato anche il limite dei 30 anni della concessione, che vengono scaricati sulle generazioni future. Noi, state polemiche forti e un'attenzione della Corte dei Conti ai cosiddetti derivati, avete seguito le trasmissioni, report della Gabanelli, il valore dei derivati è circa 30-40 miliardi di euro, non si sa esattamente, che anche lì sono operazioni che scaricano sulle amministrazioni successive gli oneri di questa ricontrattazione del debito. Bene, queste operazioni di cosiddetto project financing, con questo modello che io definisco modello TAV, ha un valore ad oggi di circa 130 miliardi di euro e stanno proseguendo. Capite perfettamente quello che significa
sul piano dei bilanci futuri, non solo dello Stato per le grandi opere, Stretto di Messina Spa, TAV Spa, eccetera, eccetera, ma sul piano dei bilanci degli enti locali e delle regioni che stanno attivando tutte queste operazioni.